Buongiorno da Renzo Micheletto, ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Veneto Agricoltura Channel. Continua il nostro viaggio, anzi il nostro viaggio sta quasi terminando attraverso il Veneto, proprio per conoscere le DOP e le IGP della nostra regione. Quest'oggi arriviamo nel Trevigiano, nella Marca Trevigiana, proprio per conoscere i marroni di Combai IGP. Sappiamo che nella nostra regione ci sono ben 3 denominazioni, una DOP e 2 IGP di marroni, e quest'oggi incontriamo con il presidente dell'Associazione Produttori Marroni di Combai IGP, Luigi Buogo. Grazie Presidente per essere per aver accolto il nostro invito di oggi. Grazie a voi per averci contattato e per la visibilità che ci date. Grazie. Senta Presidente, ma quanti sono i produttori di marroni di Combai? I produttori attualmente sono circa 200 produttori. 200 produttori, noi abbiamo visto adesso, anzi andiamo a vederci una scheda tecnica e prego la regia di mandarli in onda, dove vediamo poi, inquadriamo la zona di produzione. Prego regia. La zona di produzione del marrone di Combai IGP comprende i comuni di Cison di Valmarino, Cordignano, Follina, Fregona, Miane, Rivine Lago, Sarmede, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene e Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Qui la castanicoltura ha rappresentato per secoli una risorsa fondamentale per la popolazione, tanto da determinare la nascita di una vera e propria civiltà del castagno. Numerose testimonianze storiche risalenti al XII secolo riportano che ettari ed ettari di boschi venivano utilizzati in maniera comunitaria dalla popolazione. Un documento del 1665 testimonia che a Combai era in uso praticare la raccolta collettiva delle castagne, cui seguiva l'equa distribuzione dei frutti fra le famiglie della comunità. Nel Settecento si registrò una decimazione dei castagneti a seguito dell'abbandono della castanicoltura dopo la proclamazione dei boschi a patrimonio statale. Fortunatamente, nel corso dei secoli successivi si cercò di recuperare quel patrimonio di conoscenze, esperienze e cultura e di riportare la produzione di castagne ai livelli quantitativi e qualitativi di un tempo. Il marrone di Combai IGP ha forma ellissoidale, con buccia brillante e di colore marrone scuro, provvista di striature. La polpa, di colore biancastro, presenta pasta farinosa, zuccherina, consistente e resistente alla cottura, croccante e di sapore dolce. Il riccio contiene al massimo 3 frutti. Il prodotto è immesso in commercio da ottobre a dicembre ed è commercializzato in 2 diverse pezzature nelle categorie extra e prima. Il prodotto viene consumato arrostito ma anche lessato. Viene anche impiegato in pasticceria per la preparazione di confetture e dolci. Inoltre, il frutto è eccellente ingrediente di svariate ricette: salse e zuppe come il tradizionale mondoi, marroni in brodo, un tempo sostitutivo della tradizionale minestra, primi piatti come la pasta ai marroni con ragù di pollo e timo, secondi piatti come la tacchinella ripiena ai marroni. Bene, rientriamo in studio. Ricordo che stiamo in collegamento con Luigi Buogo, che è il presidente dell'Associazione Produttori Marroni di Combai IGP. Abbiamo visto questa scheda tecnica, abbiamo inquadrato l'area di produzione. Presidente, ma quest'anno non è andata, mi pare, tanto bene con la produzione. E per quale motivo? No, quest'anno la produzione è stata scarsissima. La problematica più grave è stata una grandinata che si è verificata il 19 di maggio sui germogli, che ha praticamente staccato tutti i germogli appena erano ancora teneri, e quindi sono caduti i fiori e non c'è stata produzione. Si sono salvate solo delle aree marginali, ma le aree più importanti, vale a dire la zona di Combai e la zona di Follina, sono state pesantemente colpite, per cui la produzione è stata molto scarsa. E un'annualità normale, quant'è la produzione? Allora, un anno normale, un'annata normale, la produzione si aggira intorno ai 300-400 quintali. Quest'anno siamo arrivati a stento a 50. Ho capito. Sento una cosa, Presidente, io so che attorno al 2010-2014, mi pare sia quello lì il periodo,
C'è stato un grosso problema per i castagnetti dell'area, veniva chiamata la vespa cinese. Poi i problemi, ci può spiegare un pochettino cosa era successo e come poi si sono invece risolto, come si è risolto questo problema e grazie a chi e grazie a cosa? Allora, sì, è stato un grossissimo problema. Il termine tecnico, sì, viene comunemente detta vespa cinese, ma si chiama Cinipide galligeno. Sostanzialmente era un insetto arrivato a noi, la nostra zona è stata colpita appunto dal 2010 fino al 2014, molto annullando, azzerando completamente la produzione. La problematica era iniziata nei primi anni 2000 in Piemonte e aveva, da lì si è diffusa in tutta Italia. Sostanzialmente si tratta di un insetto che depone delle uova all'interno della gemma e quando in primavera, invece di far sviluppare le foglie e i fiori, sviluppava una galla dove all'interno c'era l'insetto che poi si riproduceva e ripeteva il ciclo. Praticamente al posto dei fiori e delle foglie usciva questa galla, le piante ne hanno sofferto tantissimo e al momento sembrava non ci fosse soluzione. Siamo riusciti a risolvere il problema andando in cerca dell'antagonista. Questa vespa, questo Cinipide galligeno, era arrivato accidentalmente con del materiale vivaistico dalla Cina. I castagni cinesi avevano già l'antagonista, il castagno europeo non ce l'aveva, quindi ha trovato terreno fertile per diffondersi. Sì, è una problematica che ricorda molto quella della cimice asiatica e l'antagonista che viene liberato, e cioè la vespa samurai. Sì, purtroppo queste sono tutti problematiche dovute alla globalizzazione e arrivano, è un problema molto simile. Sì, senta Presidente, nella scheda abbiamo sentito, ed è un aspetto abbastanza, mi pare, interessante, che ma questo vale credo per tutta l'area montana veneta ma anche italiana, cioè l'importanza della castagnicoltura in passato, però nell'area della Marca Trevigiana addirittura si parla di civiltà del castagno, proprio perché la raccolta veniva effettuata in maniera comune e poi la suddivisione del prodotto. Mi conferma questo, vero? Sì, le confermo questo. Allora, la cultura del castagno, la civiltà del castagno nella nostra zona si è sviluppata ancora nel Medioevo. Poi, diciamo che quando ha cominciato a esserci dei documenti che si possono risalire, diciamo, intorno al XVII secolo, c'erano tutte le famiglie residenti dei paesi, quelle autoctone, diciamo così, potevano andare a raccogliere le castagne in un determinato quantitativo nei boschi che erano di proprietà del villaggio sostanzialmente e assegnati al numero di famiglie e al numero di componenti di ogni famiglia potevano raccogliere. Poi dopo, con l'avvento di Napoleone, quando diciamo tutte i terreni della comunità dei paesi sono stati privatizzati, logicamente le famiglie autoctone si sono prese ognuno un pezzo di bosco e comunque la civiltà in qualche modo è continuata perché comunque ha sempre rappresentato per la nostra zona, per questi paesi, una cosa importante. I marroni, le castagne erano sempre un fattore economico importante, non determinante da vivere, però importante. E senta Presidente, poi chiudiamo, che abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione. E oggi invece cosa rappresenta questa produzione per il territorio? Beh, allora, per il territorio è ancora un aspetto molto importante. Ovviamente nessuno vive di marroni e di castagne. Possono rappresentare una buona integrazione al reddito per chi lo desidera. È molto importante, l'aspetto più importante è quello della tutela e cultura del bosco e della montagna, perché se uno mantiene il castagneto per poter raccogliere i marroni e le castagne, le tiene pulito, conserva l'ambiente, conserva il bosco, non viene lasciato a se stesso, che invece dove è abbandonato crescono solo rovi e basta. Senz'altro. Presidente, noi abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, quindi non ci resta che ringraziarla
e di salutarla, quindi ringraziamo il presidente Luigi Buogo, ripeto, presidente dell'Associazione dei produttori marroni di Combay IGP. Noi invece ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Un saluto a tutti.